Radio Veneto Agricoltura di quest'oggi si occuperà di biologico. Allora, benvenuti da Mimo Vita a questa nuova puntata. Con noi c'è Roberto Pinton. Roberto Pinton è del consiglio direttivo dell'IFOAM. Cos'è l'IFOAM? L'IFOAM è la federazione europea degli organismi che si occupano di agricoltura biologica, associa circa 180 organizzazioni in più di 30 paesi perché associa anche organismi che sono fuori dalla UE, ad esempio la Svizzera o qualche paese dell'est non UE. E quindi rappresenta le organizzazioni sia di produttori agricoli che delle aziende che si occupano di trasformazione, gli organismi di controllo, di consumatori, proprio è un organismo interprofessionale di settore ed è quello che a Bruxelles ha le interlocuzioni con la Commissione europea. Diciamo subito che Roberto Pinton è uno storico del biologico italiano, è veneto, del resto tutta la regione veneta è, come posso dire, storica per quanto riguarda l'attività biologica e soprattutto come si è sviluppato il biologico in Italia. L'abbiamo chiamato oggi qui perché recentemente l'Unione Europea ha individuato, come posso dire, dei nuovi protocolli per la produzione in biologico e protocolli che anche creano forse anche qualche problema in più. Il biologico ha sempre qualche problema, però vediamo allora tu ci puoi spiegare un po' quali sono le novità. Dal punto di vista europeo, propriamente stiamo parlando qua, è in corso a Bruxelles, in realtà in videoconferenza con tutte le sedi delle autorità competenti negli Stati membri, un comitato che dovrebbe al 99,99% rinviare l'applicazione del regolamento nuovo, che è il numero 848 del 2018, che dovrebbe sostituire l'attuale quadro normativo che bene o male dura dal 1991. E il rinvio è dovuto al fatto che Covid ha colpito anche l'attività legislativa, si sono rallentate le riunioni e gli scambi di opinioni fra i diversi Stati membri e quindi non si faceva in tempo ad arrivare entro il 31 dicembre con tutto il regolamento pronto, per dire deve essere ancora decisa la lista dei prodotti che possono essere usati per la pulizia e la sanificazione degli impianti ed è evidente che siccome è prioritario garantire la sicurezza igienica dei prodotti, finché non ho la lista, finché non provo i prodotti se funzionano, io come azienda non posso avviare l'attività. Se ne è resa conto la Commissione, quindi posticiperà di un anno l'entrata in vigore del regolamento. Più che a livello europeo invece abbiamo avuto qualche novità a livello nazionale. Quindi quali sono per esempio le rotazioni? Sì, abbiamo avuto un decreto ministeriale pubblicato a luglio che modifica leggermente precedenti decreti ministeriali e stabilisce puntualmente quali devono essere i criteri per le rotazioni. Chiaramente in agricoltura biologica è obbligatorio fare rotazioni, è assolutamente non compresa l'idea di fare monocoltura, monosuccessione e quindi questo regolamento stabilisce che colture intercalari, ci devo avere del sovescio, devo avere delle leguminose, quali sono diciamo le modalità in cui deve essere adottata la rotazione, perché in precedenza praticamente le regioni potevano determinare delle deroghe in funzione delle esigenze particolari e le condizioni ambientali del loro territorio, quindi avevamo un quadro un po' non coerente a livello europeo, a livello nazionale, quindi capitava, non so, che in Puglia avevano delle rotazioni diverse dall'Emilia Romagna che non andava bene per omogeneità e quindi il nuovo decreto stabilisce criteri precisi e uguali in tutta Italia. Dopodiché abbiamo avuto un altro decreto, che è questo pubblicato proprio la settimana scorsa, che riguarda la presenza accidentale involontaria di acido fosfonico che è assolutamente innocuo, non è un prodotto che sia nocivo, è un prodotto, è compreso in alcuni principi attivi che sono del tutto autorizzati in agricoltura integrata ed è particolarmente persistente, quindi succede che se io ho un pereto, ad esempio, e uso legittimamente da azienda in produzione integrata
dei concimi fogliari con acido fosfonico, questo rimane nel legno della pianta e che ha una lenta cessione, per cui posso trovarlo dopo che l'azienda ha deciso dopo anni magari che faceva agricoltura integrata, ha deciso di avviare la produzione biologica, entra in conversione e per 3-4 anni dopo che è in conversione sulle pere trovo residui dell'acido fosfonico che avevo legittimamente usato in precedenza, perché viene stoccato nel legno ed è a lento rilascio, finisce nella frutta. Su questo però ci sono polemiche. No, in realtà non ci sono particolari polemiche, salvo che in Lazio hanno rilevato che in particolare in nocciole e mandorle spesso può essere ecceduto il livello massimo di una parte per milione di acido fosfonico che è previsto, e viene attribuito questo alla coltivazione in areale con terreni vulcanici, e quindi è stato tolto con un emendamento al decreto semplificazione proprio questa settimana questo vincolo limitatamente alle produzioni delle aree vulcaniche. Il Ministero ha 6 mesi di tempo per decidere cosa fare per le produzioni in particolare di questa area, quindi chiaramente farà un intervento tecnico da parte del CREA che analizzerà com'è la situazione. Noi siamo l'unico paese al mondo in realtà che ha una soglia di contaminazione massima nei prodotti biologici e abbiamo fin dal 2011 la soglia di 0,01 parti per milione, che chi è addetto all'agricoltura ne ha idea, ma un centesimo di parte per un milione, stiamo parlando di grammi per centinaia di tonnellate, e dice la norma, quando ci sia una contaminazione di questo tipo, e stiamo parlando di livelli che neppure tutti i laboratori di analisi possono individuare, cioè siamo a livello di telefilm polizieschi. Siamo più realisti del re. Diciamo sì, questo per un verso è positivo perché garantisce al mondo che il prodotto italiano non solo è ottenuto in assoluta conformità alle normative tecniche, ma è anche proprio libero da qualsiasi possibile contaminazione. Dall'altro però non tiene conto di quali sono le situazioni ambientali. In Italia e in Europa abbiamo delle condizioni delle acque e dei suoli particolarmente preoccupanti. In Italia abbiamo 2/3 delle acque superficiali in cui c'è presenza di fitofarmaci, in particolare erbicidi, ma cominciano a trovarsi anche crittogamici, e non è certamente responsabilità dell'azienda biologica, cioè è la produzione convenzionale, e magari la produzione convenzionale di generazioni precedenti, cioè anche in Veneto si sono trovati alcuni campioni di acque che contengono DDT, che è dagli anni 70 che non si usa. Non si può certamente addebitare all'agricoltore biologico che inizia adesso la responsabilità di DDT che forse neppure suo nonno usava. Roberto Pinton, però chiudiamo con altri 2 piccoli approfondimenti. Uno sicuramente legato all'etichettatura, dove ci sono delle novità. Ci sono delle novità che sono estremamente limitate. In precedenza era obbligatorio indicare il nome dell'azienda che aveva prodotto questa referenza. Per esempio, se io catena di supermercati mi faccio fare della passata di pomodoro da Mario, in precedenza doveva essere indicato nome e cognome chiaramente di Mario. Questo in realtà esula, cioè supera quella che è la normativa europea. La normativa europea non richiede questa indicazione, e quindi diciamo anche a livello nazionale se ne è preso atto, era sostanzialmente un atto dovuto, quindi nulla di particolare. In etichetta continua ad essere chiaramente indicato il logo europeo, quel rettangolino, la bandierina verde con le 12 stelle che configurano la foglia, e vediamo dietro adesso. E trovate indicate la sigla, il codice dell'organismo di controllo e dell'operatore. Ogni singolo prodotto è tracciato, quindi diciamo anche il consumatore, volendo, dalla sigla indicata in etichetta può risalire all'organismo di controllo e all'azienda di produzione. Quindi diciamo non ci sono stati dei cambiamenti che abbiano stravolto assolutamente niente, cioè finite queste etichette si ristamperanno senza la dicitura. Ci sono invece 2 novità che sono molto importanti. Una è a livello nazionale e non è un decreto del Ministero dell'Agricoltura, ma è un decreto del Ministero per l'Ambiente.
ed è quello che contiene i criteri ambientali minimi per la ristorazione collettiva, quelli che in gergo si chiamano CAM, ed è una brutta sigla perché sono i CAM del GPP, che è del Green Public Procurement, ossia viene stabilito proprio per legge che in tutta la ristorazione collettiva, sia dalla scolastica all'ospedaliera ma anche alle caserme, deve essere usata una quota obbligatoria di prodotti biologici che in particolare nelle scuole, cioè parliamo dai nidi d'infanzia fino alla fine della scuola dell'obbligo, deve essere solamente biologico il 100% di uova, latte, yogurt, frutta, verdura, cioè di un mucchio di prodotti, il 50% di altri prodotti, olio e così via, il 40% di altri. Questo chiaramente, e ne parlavo proprio ieri con le organizzazioni biologiche del Trentino, è uno strumento enorme a disposizione del settore e dovrebbe incentivare le aziende convenzionali a riflettere sulle opportunità della conversione, perché ci dice l'Istat che abbiamo 8 milioni di persone da 0 a 14 anni, per carità tutti non mangiano in mensa, mettiamo che in 3 milioni mangino in mensa, ebbene il giorno in cui quei 3 milioni di bambini mangiano una mela biologica sono 3 milioni di mele biologiche, cioè parliamo di cassette, bins, autotreni, cioè per cui diciamo sono quantitativi rilevanti e questo costituisce certamente uno sbocco di mercato che è in linea con la normativa europea, perché sappiamo anche che a maggio la Commissione europea ha pubblicato la strategia Farm to Fork in cui ha espresso l'obiettivo, dice entro il 2030 dobbiamo arrivare ad avere almeno il 25% di superficie biologica e perché dobbiamo eliminare almeno il 50% dei fitofarmaci che adesso sono usati e troviamo nelle acque e i Paesi membri devono incentivare le aziende agricole affinché si convertano anche attraverso il Green Public Procurement. Quindi l'Italia, in realtà senza saperlo, ha anticipato la strategia europea promuovendo il consumo di prodotti biologici. Roberto Pinton, ultima cosa, diamo i numeri del biologico in Italia in questo momento che mi pare stia crescendo molto bene. Diciamo, uscendo da 6 mesi di Covid, diciamo, la situazione è ancora non determinata, tanto è vero che lo stesso Ministero non ha ancora presentato i dati del 2019, quindi l'ufficialità non esiste, quindi le mie sono solo stime ragionate, però non con un timbro sotto. Abbiamo superato i 2 milioni di ettari, il che vuol dire quasi il 16% della superficie agricola nazionale, abbiamo qualcosa come 75.000 aziende, di cui oltre 65.000 sono agricole, sia agricole pure sia agricole che fanno trasformazione, ad esempio chi fa vino o chi fa olio, e abbiamo circa 10.000 aziende di trasformazione. Quindi diciamo ci ha superati la Spagna come entità di superficie, ma da un punto di vista di peso sul mercato continuiamo ad avere la leadership assoluta a livello europeo, siamo il maggiore esportatore di prodotto biologico, in particolare ortofrutta, ma poi olio, pasta, anche prodotti trasformati che esportiamo in tutta l'Unione Europea e anche fuori, e siamo il secondo esportatore al mondo dopo gli Stati Uniti. Il consumo interno è in continua crescita, però diciamo è nettamente inferiore a quello che registriamo ad esempio in Francia o in Germania, quindi abbiamo delle opportunità di crescita che sono assolutamente enormi a disposizione. E con queste buone notizie sul biologico italiano ci fermiamo qui con Radio Veneto Agricoltura. Grazie veramente a Roberto Pinton del Consiglio di amministrazione, del consigliere dell'IFOAM, questo grande organismo che si interessa del biologico su base europea. Mimo Vita vi dà l'appuntamento con Radio Veneto Agricoltura fra una settimana, ma domani con le pillole di Radio Veneto Agricoltura.